Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia, dove nello scorso episodio abbiamo riscattato Pizzi, abbiamo capito che cos'è che ha messo nella merda il nostro personaggio, o almeno ci stiamo avvicinando, ma più o meno abbiamo capito, abbiamo conosciuto finalmente chi è Morello, e abbiamo visto che è uno con cui si ciabbabbiare picca. Detto questo, continuiamo la nostra missione. Dobbiamo parlare con Ralph. La nostra missione è quella di... ci sono delle scommesse d'auto ed è arrivato un europeo che ha una macchina che non ha rivali. Il nostro obiettivo sicuramente sarà manomettere questa macchina. Infatti dobbiamo rubarla e portarla al nostro meccanico. Quindi vediamo come va. Nel frattempo qua c'è un giornale. Ecco, queste qui sono le corse con le auto, bellissime queste auto vecchie. L'evento più atteso della stagione è alle porte. Il prossimo weekend si prevede il cielo sereno sullo Haven e un'affluenza di record dell'autodromo cittadino. Il celebre pilota tedesco Martin Leichberg si è preso una pausa dal circuito internazionale per sfidare l'eroe locale Mike Dunn in una gara che lascerà col fiato sospeso qualsiasi appassionato di motori. Guardalo lì. Qua giocano a biliardo da anni. Mezza minchia. Ero con te. Tu avviati, Tom. Aggiorno io questo coglione. Poi... Oddio, mezza minchia. Anzi, si sono ripresi, raga, dalla sparatoria. Dalla cosa... Io spero, raga, spero che non moriranno questi qui, perché veramente... C'è Pauli che con quell'accento lì mi piace un botto. Buonasera, Tommy. Buonasera, bello mio. Guarda pezzo di macchina. Ehi, Tommy, il grande Tommy. Tu hai mai visto la corsa? È impossibile non farlo. Salieri non lascerà interrompere a Morello le sue vittorie. No, signore. Gli manderà un messaggio. Così, stanotte, prenderemo in prestito l'auto dall'autodromo e il mio amico Bobby è il custode. Per un piccolo compenso ti mostrerà dov'è e farà finta di niente quando tu girerai la chiave. Questo Bobby già mi piace. Certo. C'è un altro tipo poi, Lucas Bertone. Devi portargli l'automobile sotto al Giuliani Bridge. Lui, lo sai, ci lavorerà su, renderà la corsa più interessante. Poi riporterò indietro la macchina e Bobby non dovrà più fingersi distratto. Ma devi fare in fretta, perché il turno di Bobby finisce all'1:30 e il suo collega è uno stronzo. Va bene. Perfetto. Ehi, se ti serve un posto dove mettere al sicuro le macchine lontano da gente indesiderata, usa pure il garage. Finalmente Carlos si è deciso a liberarlo. Questo qui? Buono a sapersi. Ah, apri il garage per scegliere un veicolo. Ci sono i nostri... Allora, quindi abbiamo... com'è? Abbiamo queste 4 macchine. Abbiamo sta carriola qui che fa cagare. Fa 74 km orari, raga. Massimi. Questa fa 130, 111, 111. Abbiamo il nostro taxi. Ma la più forte sembra questa qui. Addirittura colore esterno. Vabbè. Facciamo rossa, raga. Con l'interno così. Tanta roba. Cambia variante. Vabbè, raga. Facciamo sportiva. Ma è bellissimo, raga. Puoi aggiungere veicoli semplicemente guidandoli. Ah, quindi se prendo una macchina a caso che la rubo, sblocco il veicolo. Dovremmo testarla sta roba. Nel frattempo dobbiamo incontrare la guardia dell'autodromo. Fatemi vedere se funziona, raga, perdonatemi. Dobbiamo testare delle robe per la scienza, per la scienza. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nessuno se ne è accorto? Bene. Perfetto. Hanno chiuso il garage. Bene, non sapremo mai come cazzo funziona. Passa, dai. Veloce, passa. Mancava poco, raga, a freddarlo. Questa sembra bella tosta, raga, sta macchina. Fa 130, quindi. Bene, raggiungiamo questa guardia, raga. Nel frattempo, finalmente, penso il gioco sia ufficialmente, stavolta, iniziato sul serio. È vero che possiamo fare le missioni, ma adesso in questo momento potremmo anche andare per i cazzi nostri. Noi ovviamente seguiamo la storia principale, anche perché mi sta intrippando male questo gioco. Ma prima ho bisogno di fare una cosa. Ok. Possiamo andare. Gli ho dato qua, mi sta guardando ancora male, ragazzi. C'è rimasto malissimo. C'è rimasto malissimo. Bellissimo, raga. Che bello, raga. È ufficialmente iniziato il gioco. Giriamo di qua. Oddio. Passiamo di qua, nelle strade di campagna. Che bella questa città, raga. È bello tutto in questo gioco. Veramente, veramente figo, raga. Ve lo consiglio e mi raccomando, ragazzoli, se volete comprare questo gioco a prezzo scontatissimo o altri giochi, vi lascio il link in descrizione per dare un supporto anche a me. Questa dovrebbe essere la guardia. Sei Bobby? Sì.
Metti pure la tua auto in garage, non c'è nessuno. Gli amici di Ralphie sono amici miei. Se hai soldi, certo. Perfetto, siamo... Domani mattina si riempirà di gente. L'intera città. Contrabbandano liquori. Lottano. Che palle. Oh, andiamo. Dimmi un posto migliore per rimorchiare una ragazza questo fine settimana. Non farmi parlare. Ne ho viste di cose. La vita, la vita. Guida fino al garage con la della pista con la guardia. Siamo qua, siamo arrivati. Scendi a buon uomo. Andiamo. Dove cazzo la posto sta macchina? Sì? Quando vuole, siamo qui da... Ah, devo scendere, mi sa. Perdonami, eccomi. Vai. Vai, veloce, ti prendo a pugni. Eccola qui. Carrozzella serie C del 1929. La migliore. È un peccato sabotarla. Se mi beccano gli sbirri, inizieranno a fare domande. Mamma Adesso che mia. ti raggiungano. Cerca di evitare danni, ok? Devo tornare da Bertone entro l'1:30 prima del nuovo guardiano. Sì, è uno stronzo. Lo so. Tanta roba. Quindi questa qui è la macchina che dobbiamo rubare all'europeo. Guarda qui, raga, che bello. Comunque è fatto da Dio questo remake. Minchia. Non penso siano omologate ste auto. Per quello la polizia ci... Dio mio, sei veloce, raga. Oh, vabbè. Minchia, pure troppo. Minchia, mi sono fatto malissimo, raga. Abbiamo 2 minuti e 30. Ma guarda come scoppietta, raga. Oh, vabbè. Mostruosa, raga, vabbè. Oh, cazzo. Hai distrutto l'auto da corsa. Bene, raga. Ci riproviamo. Stavolta facciamo attenzione. Comunque sta macchina è veloce quanto vuoi, ma non ha freni, Di niente, tra l'altro. E mentre è un'auto da corsa, voglio dire. Guarda, guarda, non gira. Dio mio. Va bene, abbiamo 2 minuti e 24, raga, per portarla a destinazione, ovvero al garage di Lucas. Ovviamente dobbiamo stare pure attenti alla pula, anche se seminarla con una macchina del genere dovrebbe essere facile, fin quando non ci schiantiamo contro un palo, cosa che succederà. Oddio, mamma mia, attrito zero. Mamma mia, che macchine di merda che c'erano negli anni 30. No, ma dai. No, c'è la polizia. Ecco. Vaffanculo. Ma come? Ok, arrestatelo il cazzo. Veloce, veloce. No, ho preso contromano. Oddio. Vaffanculo. Veloce, 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 veloce. Oddio. Non gira, non frena, non fa un cazzo, va solo dritta. Si levi, signorina. Guardalo lì. Mamma mia, con quanta velocità. Dai che siamo arrivati, ragazzi. Dai che siamo arrivati. Abbiamo 1 minuto e 4. 104. Coincidenza? Non mi dire che c'è la polizia qui. Dai che sono arrivati. Ok. No, dai. Vabbè, siamo arrivati, siamo arrivati. Sti cazzi, arrivedergliela. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Oh, guarda qui che gioiellino. Non c'è molto tempo. Io lavoro in fretta. Resta qui. Ciao, bellezza. Ok, è pronta. Minchia, oh, manco il tempo di finire la sigaretta. È un lampo sto meccanico. Grazie, Lucas. Devo riportarla prima che se ne accorgano. Facci piano con lei. Diciamo che non farà la brava. Ehi, puoi dire al signor Salieri che io sono sempre disponibile. Collaboro con tanti, è vero, ma voi rimanete i miei clienti speciali. Auto calde, le fughe, ogni cosa a giusto prezzo. Speriamo che il ragazzo di Salieri vinca. Per il bene di tutti. Ok, guida con prudenza. Certo, ora l'ha manomessa, raga, quindi sta macchina non andrà più bene. Ma il nostro personaggio fa una manovra incredibile. Ah, non devo surriscaldare il motore. Vabbè. Penso che quando quella linea del motore, raga, vada al massimo, la temperatura, siamo nella merda. E adesso c'è la polizia. Come faccio a correre senza correre? Questa è la domanda da 29 miliardi di dollari.
Vabbè dai, in teoria riusciamo a fare un'accelerata potente e poi rallentare prima che il motore si surriscaldi. Oddio, sta macchina non tiene più, raga, è proprio... perderà la gara, dai, è inguidabile così. Guarda, sbanda da sola, raga. Mamma mia, raga, è veramente inguidabile, va dove cazzo vuole, però gira prima, raga, ora. Dai che abbiamo il tempo. Rallenta, rallenta, rallenta che sta roba non funziona. Via, via. È un pericolo alla guida. No, c'è la pula davanti. Madonna. Ma, guarda. Che cosa cazzo sto vedendo? È un po' strana sta polizia. Luca, non ci darà problemi. Sì, ma come cazzo mi devi prendere? Sei cappottato. Dovevamo andare di qui. Dai, abbiamo un minuto, raga. Ok, però siamo arrivati, raga, siamo arrivati. Siamo arrivati. L'ultimo tratto di strada. Con prudenza. E qua ci schiantiamo male. E siamo arrivati al garage. Quindi abbiamo manomesso l'auto. Si spera che questo pilota perda la gara, perché sennò Salieri perde un botto di soldi. E noi dobbiamo rompere i coglioni invece all'altro, che non mi sto ricordando il nome. Sei tornato. Grazie al cielo. Tutto a posto. Ora un vero catorcio. Appunto. Ok, alziamo i tacchi. Domani sarà un gran giorno. Mamma mia, raga, non vedo l'ora di vedere che cazzo succede domani. Mamma mia, raga. Allora, alla fine Sam esce dal bagno. Io sono lì che prego che abbia portato un ferro. E non sono proprio sicuro che il barista abbia intenzione di pagarci. A questo punto i suoi figli si avvicinano. Quei due si scrocchiano le dita. Quelli erano energumeni. Erano energumeni a tuoi metri. Cosa bevi dietro? Il mio uccello. Hai capito? Questo pazzo bastardo è uscito dal bagno e ha iniziato a pisciare in tutto il locale. Vero? Non ha chiamato gli sbirri. A volte basta fargli credere che sei pazzo. Tom, avresti un momento? Certo, Frank. Abbiamo un piccolo problema. Il capo sta bene? Oh sì, niente del genere. Mikey Dunn, il pilota, è stato pestato per bene dagli scagnozzi di Morello. Braccio rotto, mascella rotta. È in ospedale, insomma. Gesù. Già, brutta storia per Mikey. Comunque, correrai tu al suo posto. Aspetta, come? Frank, Tom, io... manca soltanto mezz'ora alla partenza, non c'è niente da discutere. Il Don vuole vincere, ma più di ogni cosa vuole che Morello perda. E tu sei il miglior pilota che abbiamo. Altrimenti l'avrei chiesto a qualcuno. Era un cazzo di tassista. Sì. Ok, Frank. Bene. Anzi, Rusty ti aspetta con la macchina pronta. non Scendi rifiutiamo subito mai. quella pista. Che responsabilità, raga. Morello vuole vincere. Salieri pure, e noi siamo l'ultima speranza. Ed essendo dei cazzo di tassisti, Direttamente dall'Europa, siamo i il grande migliori. campione Martin Lichtenberg si è preso una pausa dalle gare internazionali per correre oggi qui con noi. Ma non abbiamo il catorcio noi, non penso. Mikey Dunn non parteciperà, lo sostituisce Tommy Angelo. Beh, aiutatemi tutti quanti ad augurargli buona fortuna. Grazie. Oddio, I raga. piloti sono schierati, sono Quanto pronti siamo a partire. freschi. Pronti? Ci siamo, raga. Lichtenberg è nei guai, la tua macchina ha qualche problema. Oddio, guarda quello lì. Lichtenberg si ritira, il favorito è fuori dai giochi. No, ha già perso, raga. È una macchina di merda. Sopravviverà alla famigerata prima curva del circuito di Ustep. Stanno compattando e No, velocemente no, in testa coda, testa coda. sul serio, non si limiteranno a qualche graffio alla carrozzeria. Madonna mia. Dobbiamo recuperare, raga, ce la faremo? Spero di sì, dai, non può essere troppo difficile. Povero illuso, non avevo ancora capito un cazzo. Quello che mi aspetta d'ora in avanti è una serie di madonne che solo le madonne sanno di essere madonne, lanciate insieme ad altre madonne chiamate madonne. Ma quale guida aggressiva? Dai, però abbiamo guadagnato un bel po', raga. Anche se questo ci ha superato, lo riprendiamo. Sono imprendibili. Quella di oggi, abbiamo visto piloti pazzeschi. Oddio! La curva perfetta, un cazzo. Ma è impossibile, raga. Raga, dai, sta macchina non è capace di girare. Cioè, va solo dritta e basta. Che macchina di merda. Guarda, guarda, non gira. Ma Dio mio, ma che cazzo di macchina di merda. Vediamo se possiamo rifarla, perché veramente assurdo, raga. Ok, raga, stavolta
Stiamo andando decisamente meglio. Dobbiamo guidare piano, altro che gara. Dobbiamo andare lenti e guidare puliti, è l'unico modo. Ok, siamo quarti, raga, siamo quarti stavolta. Madonna, ma si sono fermati tutti, che culo. Ok, abbiamo il podio davanti, raga. Non dobbiamo... Madonna. Quel qualcuno sono io, madonna. No. No, mi sono inchiodato. Non ci credo. Ma come cazzo fanno a superarmi? Ah, ho l'auto rotta, raga, ho l'auto rotta. Niente, raga, la rifaccio. Minchia, raga, io l'ho rifatto un bel po' di volte. Adesso sono praticamente quarto. Non riesco a raggiungere questi qui. E io non so se magari devo far finire la gara e vedere come va. Magari è una gara che dobbiamo perdere, perché veramente sembra impossibile. Aspetta, uno sbanda. Dai! Porco Dio, all'ultimo! Ma che cazzo, raga, ma dai, ma 2 ore che sono qui. Questo è il quarto tentativo che faccio, raga. Quello sbanda e io ci vado a sbattere contro perché questa auto di merda non gira. Niente, raga, ma io non riesco ad arrivare meglio di quarto. È impossibile, vediamo che cosa succede. Hai perso la gara, devo vincerla. È impossibile, raga, non li raggiungi. Ma ok, devo proprio entrare di prepotenza così e sti gran cazzi. Fanculo. E poi io mi giro al contrario. Dio di quel... Ma perché gira sta macchina di merda? Sono secondo. Non so come. No, non devo tagliare. Perdo tempo se taglio, ok? Guarda come cazzo guadagnano velocità. Ma come fa ad andare così veloce? Dai, no. Non ci crederò mai. Io penso che vorrei provare almeno ad arrivare nel podio per vedere se magari basta arrivare terzo, secondo, primo. Ma qua non gira, loro, Dio mio, non frenano, fanno delle robe assurde. Ok, uno sbanda e me lo ritrovo in mezzo. No, vabbè, ma non è possibile una roba del genere. Sto perdendo veramente la pazienza, Dio mio. 2 ore che sono qua. Dio di quel... Ti levi dal cazzo, guardalo. Niente, lui frena. Niente, no, non serve derapare, raga. Serve frenare e poi accelerare di velocità, perché queste auto qui non permettono. Non riesco a raggiungere comunque gli altri. Sono ottavo. Queste sono le macchine da corsa di una volta, raga. Scendo, vado a piedi, vado più veloce. Cazzo di carriola. E niente, si inchioda di quel dio maiale. Oh caso! Raga, è successa una cosa bellissima, ovvero che il primo e il secondo sono... Guarda, non gira! Maria, se mi superi tu. Raga, veramente, sono primo. Questo forse è il 20esimo, 21esimo, non mi ricordo ormai più, registro da 1 ora e mezza che sono qui, veramente io non ho parole. Io spero veramente di vincerla questa e concludere questo episodio così, perché guarda, Angelo ci mostra una guida aggressiva. Dai, mi ha inchiodato. Il gruppo di testa inizia l'ultimo giro. Manca poco alla fine della corsa. No! Chi ha bisogno di Mikey Dunn? Il ragazzo Silenzio. Gira, macchina di merda. Minchia, se non giri veramente scendo dall'auto e ti sparo, Calma. Niente, no, non gira, raga. Io non so se è danneggiata, non ne ho idea, ma non gira manco per il cazzo. Ti prego, Dio, fammi vincere questa gara. Ti prego. Faccio questa curva, dopodiché dovremmo esserci. Guarda qua come spengono l'auto. Vaffanculo. Ok, quello si è schiantato lì. Gira per cortesia. Dio, il panico. Ce li ho attaccati al culo. Questi mi superano nel rettilineo. Me lo sento, come prima. Mamma mia i santi, raga. Mamma mia i santi se lo fanno. No. Tommy Angelo è al primo posto, ma ci resterà. No.
Oh! Oddio! Affanculo! Ciao, Tommy! Ecco qui il nostro campione! Ehi Tom, volevo ringraziarti per quello che hai fatto. Avevo scommesso l'affitto di 6 mesi. Sarei per strada se non fosse per te. Beh, ho fatto quello che mi è stato chiesto. Bene. E in qualche modo dovrò sdebitarmi. Quando riesci, passa dal garage. Forse è una dritta che ti farebbe fare un po' di grana. Va bene, grazie. Sapevo che non ci avresti deluso, ci hai fatto fare un sacco di soldi e Morello raccoglierà le briciole per alcune settimane. E dov'è l'europeo? Starà indossando un paio di scarpe di cemento, poverino. Tieni, sei meritato ogni centesimo. Porta fuori la tua ragazza. Grazie, capo. Bevete, ragazzi? Ce l'hai, vero? Non buttare tutto in La bocca. corsa è stata grandiosa, eh? Salute. No, però regalerò a mia madre un cappotto. È bravo ragazzo. Adesso va a farti un drink. Grande, grande, grazie capo. Le mie congratulazioni, campione. Oddio, è una È gnocca. solo fortuna. Ah sì? Avevo scommesso sull'altro pilota, quindi devi offrire tu. Oh. Ecco, ora sei pronto per le fotografie. Grazie. Dopo i festeggiamenti ti conviene dare una mano al tuo amico Poli. È così stronzo che lo investirebbe in un'auto parcheggiata. Sì, ok. Lo riporto a casa sano e salvo. Signori, io questa parte la farò nel prossimo episodio. Veramente, raga, perché sono arrivato, raga. Troppe ore qui a bestemmiare. Signori, per questo episodio concluderemo qui. Non so come intitolarlo questo episodio, non lo so. La corsa delle Madonne, bestemmia in pista, non lo so. Signori, vi saluto, mi raccomando di lasciare un like.